Da mesi la commercialista Beatrice Anni è introvabile. È una sparizione che allarma in molti clienti dello studio che la professionista ha ereditato dal padre Domenico 7 anni fa, dato che alcuni di loro pare abbiano già ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la contestazione per mancati versamenti. Sono decine i clienti della commercialista Beatrice Anni che vengono qui nello studio in via Terraglio per suonare al campanello, senza però ottenere risposta. Nessuno risponde al campanello e nemmeno al telefono, anche perché sembra che le segretarie abbiano lasciato lo studio alla fine dell'anno scorso. Ma non è la sola cosa che preoccupa. Da gennaio il ragioniere commercialista Beatrice Anni non poteva più esercitare la professione, essendo stata sospesa dall'ordine per non avere pagato la quota annuale di iscrizione. Forse una dimenticanza, forse qualcosa in più, dato che è sparita nel nulla. I clienti assistiti dalla 49enne vorrebbero contattarla per avere delle spiegazioni, tutto inutile. Sospensione, mancati versamenti, i clienti sono letteralmente caduti nel panico. Ancora non è accertato con esattezza quanto ammonti il buco e quanti clienti si siano ritrovati la lettera dell'Agenzia delle Entrate. Sta di fatto che il via vai delle persone che fanno visita in via Terraglio sono tante. Di lei si sta occupando anche il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Commercialisti. L'Adico, nel frattempo, consiglia ai clienti di rivolgersi al più presto ad un professionista per quantificare e recuperare le somme elargite. Attenzione che le scadenze, anche se le somme sono state versate al commercialista, nel caso che non siano state versate all'erario, vanno pagate. Per cui una situazione che deve essere assolutamente approfondita e non deve essere lasciata lì nella speranza che una vicenda giudiziaria possa metterci a riparo da quelle che potrebbero essere delle richieste che un fisco un indomani potrebbe richiederci.